principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Tutto questo avvenne quella meravigliosa notte di quasi 2000 anni fa, proprio nei pressi della grotta di Betlemme. E ogni anno noi nel Natale riviviamo questo straordinario evento. Stasera possiamo farlo con la fantasia dei ragazzi e dei giovani, percorrendo insieme un cammino che ci porta alla nascita di Gesù bambino. Ci lasceremo guidare come Maria e Giuseppe, seguiremo i passi dei pastorelli e dei re magi, che furono i primi testimoni di questo straordinario avvenimento. Saremo anche noi come dei personaggi protagonisti di questa storia, per imparare a restare sempre in attesa di quella mirabile nascita. Siamo al tempo di Erode il Grande, un re orgoglioso e venuto, che regnava sulla Palestina per volontà dei Romani, in una città della Galilea chiamata Nazaret. L'angelo Gabriele, comandato da Dio a una vergine che la promessa sposa di Giuseppe, un uomo discendente dalla famiglia del re Davide. La vergine si chiamava Maria. Ed ecco cosa avvenne. Ti saluto Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Rallegrati, non avere paura, sei stata scelta dal Signore, concepirai un figlio e gli darai il nome Gesù. Egli sarà il Messia e sarà chiamato il Figlio di Dio. Ma com'è possibile tutto questo? Come avverrà se non conosco uomo? Lo Spirito Santo scenderà su di te. Vedi Elisabetta, tua parente, che tutti consideravano sterile. Nella vecchiaia ha concepito un figlio e ora è già al 6° mese. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Si faccia in me ciò che hai detto. Prima che andassero a vivere insieme, Giuseppe conobbe le condizioni della propria sposa. L'uomo era incredulo ed agitato da contrastanti sentimenti. Ignorando il mistero, non potendo dubitare di Maria, sua sposa, non voleva disonorarla, accusandola di adulterio al tribunale. Pensava, con prudenza e carità, di abbandonarla segretamente. Ma una notte, mentre dormiva, un angelo gli apparve in sogno. Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Lei darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, perché sarà lui a salvare il mondo dai suoi peccati. Giuseppe, svegliatosi dal sonno, fece come l'angelo gli aveva detto e prese con sé Maria, sua sposa. Maria aveva una parente, Elisabetta, che era avanti negli anni. Non aveva figli perché era sterile. Ma per un miracolo, pur nella sua vecchiaia, aveva concepito un figlio. La gioia incontenibile per il dono di Dio e il desiderio di rendersi utile alla parente anziana spinsero Maria ad affrontare un lungo viaggio da Nazaret fino al villaggio di Ain-Carim, vicino a Gerusalemme. Quindi Maria e Giuseppe si misero in viaggio.
Dopo un lungo viaggio, Maria e Giuseppe raggiunsero un villaggio sulle montagne della Giudea, dove viveva Elisabetta, loro parente. Zaccaria era suo marito. Entrambi erano di stirpe sacerdotale e di nobili origini, pii e osservanti della legge, ed erano tutti e due santi dinanzi al Signore. Erano giunti alla vecchiaia senza la gioia di un figlio. Un giorno, mentre si trovavano nel Tempio, anche a Zaccaria era apparso un angelo per annunziargli che la sua vecchia moglie avrebbe avuto un figlio, al quale doveva dare il nome di Giovanni. Zaccaria era uscito dal Tempio come muto. Si esprimeva a gesti e soltanto dopo la nascita di Giovanni gli acquistò la parola. Fu una grande gioia per Elisabetta incontrare Maria, sua cugina. Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. A che debbo che la madre del Signore venga a me? Ecco, appena udito la tua voce, il mio bambino ha sobbalzato nel mio grembo. Beata te, o Maria, che hai creduto alla parola di Dio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha posato gli occhi sulla sua umile serva. Sì, d'ora in poi tutte le generazioni mi diranno beata, poiché l'Onnipotente ha fatto in me grandi cose. Dopo alcuni mesi Elisabetta diede alla luce un figlio. I parenti e i scolpì volevano chiamarlo Zaccaria come suo padre, ma Zaccaria, ancora muto, scrisse su una tavoletta: il suo nome è Giovanni, e riebbe in quell'istante la parola, ringraziando Dio per questo disperato dono. Maria e Giuseppe restarono con loro per circa 3 mesi, poi ripresero la strada per far ritorno a casa loro. Uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta la terra. Tutti, compresi gli abitanti di Nazareth, dovevano tornare nel proprio luogo di nascita per dare il loro nome. Anche Giuseppe, essendo della famiglia di Davide, fu costretto ad affrontare un lungo viaggio. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì nella Giudea, alla città di Davide, che si chiamava Betlemme. Ma anche gli altri uomini in quella notte erano in viaggio. 3 uomini saggi da tempo avevano lasciato la loro terra.
seguivano la luce di una stella molto luminosa che brillava nel cielo d'Oriente. Erano 3 re, in cerca di un altro re appena nato. La stella li aveva portati fino a Gerusalemme, la città santa della Giudea. Era quello, secondo le loro previsioni, il posto più indicato per la nascita di un re. Il re Erode, di nascosto, era già stato avvertito dell'arrivo dei re magi e, sapendo il motivo della loro visita, era rimasto molto turbato. Temeva come non mai per il suo trono. Informatosi dal Sinedrio sul luogo in cui doveva nascere il Messia e avendo saputo che le profezie parlavano di Betlemme, il re Erode chiamò segretamente i magi e chiese ad essi informazioni sul tempo esatto dell'apparizione della stella. Quindi li invitò a Betlemme dicendo: andate e fate accurate ricerche del bambino, qualora lo troviate fatemelo sapere, in modo che anch'io possa andare ad adorarlo. E i magi, udendo le raccomandazioni del re, si misero in cammino. In quella regione c'erano alcuni pastori, vegliavano di notte, facendo la guardia ai loro gregge, gente povera che viveva ai margini della città. Un angelo del Signore, in quella notte, improvvisamente si presentò davanti a loro. Essi furono abbagliati come da una grande luce e non sapevano spiegarsi cosa stesse per accadere. Perciò furono presi da un grande spavento. Porto una notizia di grande gioia per voi. Oggi nella città di Davide è nato il Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Questo è il segno che vi porterà Lui. Troverete il bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Andiamo a Betlemme a vedere quello che il Signore ci sta facendo conoscere.
regione c'erano alcuni pastori, vegliavano di notte, facendo la guardia ai loro gregge, gente povera che viveva ai margini della città. Un angelo del Signore, in quella notte, improvvisamente si presentò davanti a loro. Essi furono abbagliati come da una grande luce e non sapevano spiegarsi cosa stesse per accadere, perciò furono presi da un grande spavento. Ora porto una notizia di grande gioia per voi. Oggi nella città di Davide è nato il Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Questo è il segno che vi porterà Lui. Troverete il bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Andiamo a Betlemme a vedere quello che il Signore ci sta facendo conoscere.